Saluda a todos e benevenidos a Contanos, un podcast che pertocca cale si sia questione di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una questione che l'aggrada, risponde da unas cantas preguntas e nos consiglia pure qualche libro a leggere. Sul mundo dessos produtos audiovisios est uno dessos prumannos desos qui es creschende de prus in custos annos, mescamente esas series, esas chi dae meda les zerriamus telefilm, ca doiaden un montone in prusu e ca est una moda sia da scastiare, ma vinzas a resonare chi sos amigos o sos forum in internet de sa trama, de sos personaggios e gai tutto. A mie puru m'aggradano a meda, mancari non sia de cuddos chi ind'abbaiano un montone, ca se però e de milli chi inda dessidu, nd'apo vidu chi sai deghe o bindighi in tutto. Però tenio la curiosità de connosche menzus custu mundu e de comprende commente è cambiadu in custos annos. E per cussu mi vazzo una resonada con Miriam Mereu, chi alleato sul dottoratu de circa in studios filologicos e letterarios all'Università de Casteddu, con una tesi a pizzo de sa limba vai dada su cinema sardu de oe. Da su 2023 a su 2025 Miriam è stata segnista de circa po s'unidade de circa Casteddaia e s'ambitu de su progetto Atlas, Atlante delle televisioni locali, e a posterde ha fatto 3 anni di didattica in linguaggio della televisione de sor medio novo sull'Università de Casteddu, come este tutor in su corso de giornalismo e informazione web in sa matessa Università de Casteddu e fa che finza un corso de teorias e analisi de su cinema e de su audiovisivu in su IED de Casteddu. Miriam este autora e conduttora vinza del programma sa radio e sa televisione sardu e su 2024 ha pubblicato una monografia sua, Le voci dello schermo, le lingue nel cinema sardo contemporaneo, con suo editore Mimesis. Oggi con Miriam nos facciamo una resonada su le series in generale, come taponadu, de come sono cambiadas, de quando sos che li zerriamus telefilm sono diventato series, ma pensare di altre cose, tutto, di questo binge watching, di questa moda di vedere un montone di series fila a pare, ma pensare di sos generes e di sos protagonisti di questa series e di come sono cambiados. Tenete vos conto e istentate vos. E tanto salute Miriam, te parimus. Saluti Alessandro, è tutto bene, e tu? Non va male, dai, non va male. Oggi sono Ermannuca, sei non solo un ospite, ma sei tu e tutto una podcaster esperta e capace pure, dunque oggi la qualità è sprusata di queste altre puntate, mancare non sono a offendere questi altri ospiti, mancare, però teniamo un ospite che ha maneggiato il mondo dei suoi podcast e che ne ha fatto medasa e dunque se tu pregare manno è un onore manno a ti tenere in noi che provai dare di questa cosa. Uno che sono piacere con me che mi ha passato Chicago e che sei stato piaciuto in questo programma per fare questa puntata su podcast, grazie. E che poi l'argomento, questa questione che sta esterna ti narro la verità da bordo, ma questione se chi mi interessano, però sono per me novas, che non esco nulla, però non abbiamo fatto una puntata su vino e di vino non esco proprio nulla. E poi imparare un montone di cose, non conosco sul mondo delle series, del cinema come te a te, però non so chi mi aggrada de casti o mi aggrada finza proprio a questionare delle series, a macattare con gente o in zillero, i sarfeste, ma tu è Castiaula, Black Mirror, ma tu è Peaky Blinders, t'aggrada, e tutto. Dunque, è una resonata proprio più spontanea, forse, adesso a terra volta, che mancare io pure tengo opinione mea, ma cominciamo mancare da sa prima che è proprio una di quelle domande de zilleri, che è la serie preferita tua e poi te e finza scale su film preferivo tuo e poi a posto mancare deo di nasor meso. Casti, questa è una pregunta troppo difficile per me. Voi
serie di su coro di Denju Medas, che avunti Twin Peaks, Scam Italia, The White Lotus, The Haunting of Hill House, che mi piace a meda, Black Mirror, Fleabag, True Detective, Sade 4, Sade 1, sa prima e Sade 4 stagioni, e Ripley, che non so chi si castiavo, è in Netflix, è una serie troppo bella Ripley. Però che dopo sceglierai una che si proprio sta serie che ogni volta che posso mi torna a castiare, plus che tutto state 3 stagioni si è Twin Peaks, The David Lynch e Mark Frost, che è una serie storica, mitologica, dia da bessita in Italia in su 91, dia da promovia pubblicizzata Mike Bongiorno in suo programma su una rendica via da Vince sa bella di Dallas questa serie, quando via da bessita che è una cosa spantosa, ma poi idea si chiama serie tu pensa che questa serie quando dovevi picciocchetto pippia in su 91 andò a scuola non mi fa niente castiare, poi te una serie assustradora fa da me, poi te si gioca a Motta, Laura Palmer, chi dia da boccida, di bessi in tappillo tutto storia sa leggia sa niedda sa de chi vuoi desi da di boccia sanno di bessi di questo personaggio che si narra Bob, che non è più scovia in meta pochino non ti dio sta serie che pure sta serie esti famosa esti no di a meta e insomma si conosci questo elemento su questa serie de Twin Peaks e appustisi anni 25 anni mi pare si appustisi dessa prima stagione via da bestia a Sade 3 su 2017 che esti una cosa unica nel suo mondo di questa serie televisiva. A distanza del 25 anni se sia un'altra stagione dei Twin non Peaks rischio che è stessa de Dresi longa poi ti avunti 18 episodi su una serie ma tu a meda longa è tutto a trocchillata chi viene a trocchillata si trovedata se serie e 2 stagioni di prima questa è proprio linciana poi tutto sta regia di fatta Lynch. Sa prima stagione è stata fatta a Lynch, sta regia, pure sta produzione, poi te su via da showrunner di questa serie in parisi con Mark Frost, poi diventa creata questa serie, diventa produzia e Lynch via da pure su regista. Sa de dusu Lynch non via da regista di tutti questi episodi, ci via tanto il regista, sa via da un pacchetto per longhitedda, esibiti, che sti un poco preso ammesturato, perché dopo preso gettato a pari, cosa che non torna personaggio sul noso che non si accappianta bene, insomma. State Tresi esti proprio linciana. Chi tu esibiu Lost Highways, Mulholland Drive, tutti i film si prumano su del Lynch, vinse sa Elephant Man. Vonti, questa serie esti proprio del Lynch. In questo stile. In questo stile inquietante, de pesadilla, de cosa che proprio chi di pone in timoria, che di pone in na reo questa specie tu ci sta mutatori su che ti fai di sta mutatori quando ti fai ipotesi ci dai non ti poi pesai poi te questa cosa a pizzo che ti blocca ma pensa sono onirico mi ammento Mulholland Drive l'ha proprio da meda mi pare che vai a cosa onirica spuru onirico esti nareo su vuedo soggettivo pro sul linciano però onirico accappiao a sincubo a savati leggia di subisu savati drumentata savati che di porta da timoria che di porta da tutto reso attruppelliata e questa è sta serie ci punti cose da che tu non decisi di non nomini in questa serie poi sa narrazione esti già hai detto tutto segata tutto piegata strada differenti si chi ha applicato a singizio di stagione e non scesi mai a uno di portare questa serie. Tanto su Laura Palmer c'è sta ancora questi su Detective Dale Cooper che è appunto suo protagonista di queste 3 stagioni però due punti altra storia capita da Dale Cooper e a commenti su cambiata poi c'è entrare in sallo già nera
insomma. Ma si vede che da grada a me, si vede proprio come te questione, se si vede che sei una appassionata. Non è sti facile di guardare di questa serie. Sti una serie che l'unica serie che Paolo Mereghetti ha descritto a pizzo sulle recensioni su Mereghetti, sul dizionario Mereghetti, è Twin Peaks. Tutti sapete i film. Poi questo non è una serie, come ti puoi interessare, appunto serie se bella se mancai, The Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, che appunto serie se toccas e serie. Questa è una serie fatta da uno mai del cinema che è Vero. E su film invece tu da consideras una serie e un film o tenes pure un film che ti aggrada proprio de sos altros, che su preferiu tu mancare? Ascolta, voi film si sapre tutto e sti film sono difficili per me, poi te devo cambio a seconda del suo tempo, del suo periodo, della vita mia, del suo periodo biografico, del suo chi siamo leggendi. Ponnai uno dei ultimi film che ho visto canno è stato Sentimental Value di Joachim Trier, che è un regista norvegese. È un film bello meta, bello poi testi bergmaniano, tendi su stile di Ingmar Bergman, che è un grande regista svedese, su Babbo Man, non era del suo cinema scandinavo. E questo Joachim Trier ha fatto un film che è troppo bello po sa performance dessa attora che via da vince sa candidata all'Oscar issa ma non ha vinto l'Oscar e ha vinto come miglior film internazionale l'Oscar di quest'anno 2026 ha vinto Sentimental Value poi è una storia di famiglia però si vuole da vince del suo teatro del suo cinema e iniziando tutti i punti pro pranos può suonare più livello su dessa famiglia, dessa dimensione personale e familiare si passa a dimensioni più pubblica e più uso performativa può suonare del suo teatro e del suo cinema. Poi questa protagonista è attore di teatro e suo babbo è il regista, però deve fare un film. Esibenti dinamica entre queste due persone, suo babbo e sua villa. E poi ci sono tutti gli altri personaggi di contorno, che però contorno bello, ricco di sostanza. E è un film che ti consiglio tutto che si punta a ascoltare. No, ma è normale pure che su film preferiti una persona cambia da quando gasti esatteros pure, un dessi nuovo, mancare un film lo viese la prima volta a 50 anni, se no, questo è un film più bello che poi mai visto, mancare. Per me è giusto pure attendere mancare un film o una serie culto, vamos a narrare, nel senso che penso è protene Twin Peaks è diventato culto Twin Peaks, cioè non si narra mai questa sia una serie nuova è mezzo di Twin Peaks, non penso in che benvenuto schiamo schistione mi pare di perdonami, Twin Peaks è una serie a parte, non è proprio una serie che può designare come può essere Lost o The Sopranos o True Detective, che punti mannasa, punti bellasa che tu ti leggi Jason Mitchell sul libro cosa sua Complex TV e serie più belle ad esempio punti The Sopranos appunto The Wire Breaking Bad e Twin Peaks manco la conta la lascia da banda Twin Peaks da conta però non è i suoi preferiti poi Twin Peaks è sicuramente questa serie madre sa che ha incarrerato tutto questa ha reso questa complessità di serie televisive, sa che no, su parteo su dei anni a capo degli anni 80, primo anno 90 e sta televisione cambiata. Iniziando entrato in una nuova era televisiva che si narra the Golden Age, the New Television Age e su di narra Complex TV, complessità televisiva o Quality TV che è un'altra espressata utilizzata da un'altra studiosa del cinema che si spricca da commenti punti cambiata e si punta maniata se serie televisiva no su da seriale su telefilm tarragodas sorvezzo andiamo anni 60 anni 70 90 quando stai su una serie in televisione che vienta magari Italia 1 Canale 5 e vienta telefilm Beverly Hills Tenente Colombo Derrick questo vienta telefilm
Però vedo un vuedo scelto italiano su delle film, non esiste in altra lingua, poi ci punti, in inglese ci punti series and serials, ci punti le saghe, come da now Umberto Eco, la serie e la saga commenta poi Dallas o Dynasty, pensa sa beautiful è una saga, poi di sa storia di questa famiglia de Sandy, pur da 40 anni insomma è beautiful e non cambiano mai, le dinamiche sono sempre proprie, no? Questo si molla, questo si lassa, questo si vuole imparare un altro. Il figlio del suo frate, il figlio del suo figlio. Si scopre che questo via da suo figlio, del suo babbo, del suo nipote, insomma, tutto là. Questa via la saga. Però le serie invece sono dentro un altro andamento, un altro settio, si in tipo itta, chiaramente dipende con te. Una storia che sia da lunga e che sia manidi. Mesa stagioni, appunto, stagioni ci viene finza da prima. Ci viene stagioni di Beverly Hills, The Visitors. Però no, sono tutte su stagioni. Viene a mancare nuovo ciclo. Un personaggio nuovo, magari entrava una personaggio nuovo, però non cambiava nulla, ma voi sapete di differente questa maniera di da castiare questa serie. Se tu ti vuoi sta castiare una serie, magari a Mary o a posti pranzo o de notti, poi ci via da questo appuntamento, questa di questa gita. Su giovedì a notte ci via da Beverly Hills, e insomma si vuoi stare sotto e mezzo a castiare una puntata di Beverly Hills, e poi si deve aspettare una gita per castiare 4 episodi. In noi no. In noi esti canesi tutto troppo disponimento. Teneo su Prime Video, teneo su Now, teneo su Disney Plus, tutto teneo su Rai Play, ci ne fonte ogni agia. Tu sei proprio tenesi questa ti bocci in ti serie, non sti scelti sta qualità, ma questa quantità di serie e de titolo su capo di castiai, torrai castiai. E apposta l'algoritmo ti consiglia le serie che secondo isso funzionano da voi e in buoni se tu andas a fare de conca poi ti hanno scesi pure su ti scioverai devo su manco se vuoi ma insomma te si discorso che potremmo fare pure posa musica si abbadia se ca 30-40 anni fa che ma finza scando deo tenio che 20 anni compravo su CD e lo pagavo pure un montone di dinare, un CD costava 40 mizza un dinare e meda te posso narrare da meda finza anno 60 anno 70 compravano sul vinile non tenia da deghe, bindi, una collezione di vinile se ascoltava cussa musica invece se come potete ascoltare tutta la musica di tutta la storia di umanità quando che se ascoltiamo pare che abbiamo compreso paradossalmente più pago musica come chi la teniamo tutta a disponimento che non sa che ascoltavano che 60 anni fa che quando uno tenia da su giradischi in domosu a poneva su vinile e ascoltava da sardega canzone di un album e via sa serie se diventa gai pure deo e tutto dinaro per questo da poneva magari che tenzo vinza seo entrata in questa puntata ne potremmo castiare milli ma io vi sapete a me dopo castiamo 20 e meda ma è proprio meda dopo castiato paga e chi mi aggradano su un gallo più paga mi aggrada chi mbosese e via Deu una candicastia da meda de series però da sa castio a Rocus dopo nega non sei una binge watcher non sei una casicastia di series tutto in due notte tutto in una tirata poi non mi piace da fare ricci mi ci boga da su spazio su precio sa cositura mi da posezzi e scioperai una serie mi da castio mi castio un episodio manca sta di dopo posso usare a castiare questa serie manca c'è un'altra che mi piace e lo usi questo o manca mi castio un film poi manca mi pico una pausa da questa serie o mi leggo con qualcosa insomma mo che teneo a disponimento tutto questa quantità di prodotto che vedete film, series, programmi di tutto forse è sicuro su tempo che ti devo picare il naso una pausa di tutta questa cosa come se no tu sa musica che è sempre a disponimento tu poi si nai ma ascolto un disco debo
degli anni 90 in Spotify online. E da catas in Spotify mancai appunto in ghizza un altro poi t'avunta capiao su po' generi, po' periodo, po' musica che ci sono eccetera, però mancai non ci pone si sta proprio attenzione. Non te lo godisi, non te lo godisi. Poi prima una cosa stiennai, quindi se mi compro su CD, mi compro su vinile, mi porta domo, mi da scutto, manca leggendo in missa, mantigedde, i nomini, si des canzoni, si mi leggo Isparavo dessas canzoni, sì, certo. canzoni, si scio chi da di produsio, cante bessio, poca l'etichetta. No, si può tenere su Vinza una bella collezione di discos. E questa cosa si piace di poi proprio si piace di soggetto, ma sta materialità di questa musica non c'è ti sta scutto, ma pensa sa dopo di te e dopo di carini hai su di Senza stoccare, certo. certo E all'opire. Ma è diventata più passiva per me, pensa sa musica, sembra diventato da ascolta sa musica, mi si sottofondo, namo da ascoltare, però non so, non me la so godinde. E che tutto pure forse se sa serie, certo sa serie la deve scastiare, la deve seguire, però mi pare chiesto un'attenzione un poco più passiva, che se uno non gasti a milli, a Savine tabarra pago, penso, e questo è su parere mio personale, de casti io pagas proprio per questo che mi da scherzo godire, come t'hanno due pure, mi da scherzo studiare, mi scherzo cercare cussatore, t'ha fatto, de veste, e magari si dava io in inglese, it accento tene, che a bordo sono attori se fanno un accento recitante, ma possono essere un scozzese che va che sa accento di New York, non vanno da dei strano in questa recitazione in inglese, questo no. A bella bello che diventa cada cosa per me poi ma del carattere cada cosa diventa un'ossessione a Savine. Soprano per me è un'ossessione, no? È stato lui scottotto dei suoi attori di non girare le scene, in caler videre su New Jersey su andare a girare su Lumener di videre su New Jersey chi Lumener in questa serie, Gandolfini commenter morto e de Samuzere de su Vizu che poi è diventato attore gai. Sono appassionato sia quando ho castiavo Peaky Blinders non mi ha appassionato dopo vadiamo una stagione via, però non è che sono andato a mi cercare Cillian Murphy non mi aggrada provo a mantenere un paio di rapporto intimo con su prodotto mi deve aggradare, se no no la santiga dai. No, non si sa sentire. Pure Jason Mizzella pone di commente The Sopranos commenti una delle serie più belle da sempre, Poi ha di proprio marcato un'altra andala questa serialità che tu quando studi ti leggi su un libro narreo de analisi che tocca da questa serialità con su de Mittel, con su de Daniela Cardini, da di scritto Aldo Grasso, non ce ne punti medas. The Sopranos c'è sti sempre commenta proprio televisione di qualità, quality TV e serialità fatta bene, come di che vestito un film. Poi tu hai attori del cinema, hai sua storia fatta bene, scritta bene, con tutto intrezzata, tutto interlazzata in linee narrative, in cui si punti in meta si interlazzano bene. E iniziando su questo esti un traballo fatto bene ed scritta sta serie. Matthew Weiner mi pare di che esti sta produttore de The Sopranos, vero? Non mi solamente al momento che David Chase da descritta poi badatte los autores puru invece che attore ha scritto puntate Chase avete mi pago David Chase ha dati inventata isso è vero che sti Vinces dati fatto de cose dati fatto meta de cose David Chase insomma ma ha diventato pure lasci stare chi ha gastato dinare in meda per davare a una vinza spostatore del cinema su contesti intrallazzao bene però per me la novità è pure questa che ha inventato un tipo di personaggio nuovo cioè una categoria di persone sapeus categoria di persone potremmo narrare però a tu è aggrada cioè tu sei appassionato a questo personaggio mancarisia di un personaggio che
apparentemente non ti può aggradare. Cioè, caso chi vaghe e su chi vaghe ne so schiso una furriusu o no, so sordato su, los podemos considerare la più categoria e gente. Però da grada querer vire te li vagane sono nemico suo, sa famiglia sua, sa muzzere, gai, mizzas in questo ci sta una novità che poi a Sabine Breaking Bad a tornare a alleare custandala, no? Uno chi este, uno master di scuola che invece diventa da trafficante di metanfetamina, noi siamo su Cunissu, no? Che rimurvirsi su resessi da Binche contra sul messicanos, contra a Gustavo, noi scoite. E in cui pure una novità, penso che sia poco su che è bello che mi ha appassionato pure. Ma questa è la stessa cosa che torrendi a Jason Mitchell, che adesso ti do consiglio questo libro, questo è un libro meda Brasili, si vede leggi, che tu non sei uno studioso del cinema o delle serie televisive, se tu vuoi leggi, candoisi, poi ti fanno 10 capitoli che ti spiegano come è cambiata questa serialità negli Stati Uniti, pro scattotto, questo adesso è americano, e adesso si gasta tutto le serie che bessinti, che fanno vestire dei anni 80, creo, finza sai moi. E descrive con una cognizione di causa. E poi in ogni episodio, in ogni capitolo, isso piga in analisi un elemento, un aspetto di questa serie, poi di questa produzione, poi di questa scrittura, poi di questi attori, i personaggi. I personaggi è proprio un capitolo centrale di questa serie, poi isso vuoi da dei anti-eroi. Dei scrivunti i personaggi su mouse, come Tony Soprano o Don Draper o appunto Walter White che si fu Eden Heisenberg in Breaking Bad, su protagonista di Dexter. Poi tannoso sa capiausa questo personaggio su capunti in mouse, 20 cose a leggias, uomini schifosi du serie da isso, poi punti proprio diventa poi di fare schifo sta gente. Ehi, argai. Però nosu a nosu si prascint, intendea su carinnu poi issu su stimmaus giai, poi ta funti stesiausu de nosu, de sa realidadi, claramente, funti personaggius de finzione. Doi est un libru belliceddu meda de Andrea Bernardelli, ca fu data proprio de s'antieroe. E de commenti pro scattotto in sa serialidadi, no scelta americana ma vinsas italiana. Intendo si ubicata in considero con noi personaggio su de Suburra, del romanzo criminale, de Gomorra, che funti, questo è tutto, pro scattotto su de Gomorra funti malavitosi, camorristas, gente che fa di cose abominevoli, no? Però noso a noso si prascinti, si chiama su tutta sta storia, si prascinti commenti boccinti sagenti, poi t'avvunta e ci esagerausu, che non può essere in realtà di una cosa ici. A su stessi tempo sono su condannato questo personaggio, poi ti riconosceuso che no, sono so commente issusu, sono su piegati distanze da issusu, no? È scattartico una muscolmente esperienza. È proprio catartico. E su Bernardelli vuoi da decattarsi. Poi c'è questo momento, adesso pur mettendo vuoi da dei commenti noso, castiendi e nareuso is azioni, si legge, si amava de questo personaggio su noso, si intende su mello su de questo personaggio. Ah, castia. Ci mauso che da una cosa ci manco mi dia poi pensare. È scambiata la psicologia proprio, per me ti dà proprio una, no, abbadio m'aggrada da Sopranos la macchiatura, so un spettatore medio a Sabina che è questa serie che penso non la maggioria, però un montone di gente sul mondo di nada estes a mezzo serie che non mai fatte, va bene, però so vince un spettatore a Santiga che penso psicologicamente m'aggrada da eroe chi tiene sa risposta, cioè proita a me ne m'aggrada da Tenente Colombo, pronare o Dr. House che l'isco chi a Savine tenne da su mortore può essere un urbu malu, però poi l'isco chi a Savine lo tenne l'isco che a Savine vinche di su, quindi psicologicamente questa cosa mi va di stare tranquillo, e penso che a Santiga su telefilm come te Luzzerias tue teneva finza questa dinamica che su pubblico deppia da barrare tranquillo, deppia di schire che a Savine andava tutto bene,
è scambiato come che invece deve accattarsi come se andando due, no? Chi su pubblico invece scherebbe qualche cosa chi duvazza di intende bene, duvazza di intende mezzo su de un Tony Soprano o di un Walter White chi su un'argas a Savine, no? Su gente, su uomini schifosi come tannau due, ma servi pur cussu su uomini schifosi che abbadiavamo prima, che furono a mortore, gente che è morta a Muzzere, che è morta a Savizza, che è morta su collega di Traballo, non solo bivu accattarsi in quel puru, ma bivu puru eroe chi fu sempre un uomine, a parte signora in giallo forse sì, chi fu sempre un uomine chi Pilocos tranquillo a bolla risolveva questa come Abbaido, Kirko, Dimando e poi lo tenimus. Vabbè, ma ascolta, ma invece sto rendendo a conto del binge watching. Ma è te questo binge watching? Casi su binge watching è questa pratica di castai un montone di video, series ed episodi su delle series, di una serie vinces a s'accabu di questa stagione. Quando tu devo uscire che una stagione dura da 8 episodi, mi da scasti tutto in una notte, quando uno cabecita. Mi casti 4 su sabato, 4 su domenico, o tutto che manca durante pago. Fleabag, che dura da 2 stagioni. E 2 stagioni di 6 episodi, mi pare, di ogni stagione. 6 episodi su de mezz'ora, 25 minuti su mezz'ora, da un mesetto mancai ai 13 de merì, ai 10 de su notti, accabato di castiare Fleabag, e mi teso castiare tutto. Però de ornaro, ma è perfettoso castiare una serie in questo modo, non scetti voi su tempo che tu sei dedicando e sei gastando in questa attività di dare esercizio a questa una serie, ma finché se vuoi tu finché se sapevi no aspettai quando inizia questo episodio no aspetta che questa cosa mi dà lo castia bene grasi o a posti grasi in un altro momento in sinterisi abilità in tamma di portare questo episodio in tamma di contare me la pesso pure magari di questione pure con un'altra persona. Certo, devo si confrontare andas a cercare crastolimini a pizzo di stasera gossip no poi su fan e vai su fan dei moi è attivo su fan è uno che scrivi a pizzo di series scrivi recensioni leggi di meta si informa e cerca tutti i saccappi c'è uno sito gigantesco a pizzo dell'Ostpedia che è tipo Wikipedia però fatta con tutti i saccappi del Lost che è un puzzle, un jigsaw puzzle de Macchimmi e sanno che si punti vostro a fare questa cosa punti gente marca che ha cercato tutto il collegamento su questo personaggio con Guddatto su passato, su presente, su benitori poi ci punti ci punti flash forward ma ci punti flashback, flash forward e finza il flash come ti si nanta è che si va in cose in parallelo è una cosa che sta succedendo però e da poi succede che questa cosa si succede è un altro sta vero e sai che mi stagione mi pare che va pure questa cosa da studiare bene da Jason Mittel del suo tempo no? Questa cosa del suo tempo che commenti esti tutto attrocchillata traballosa in Lost e insomma su uno fan del Lost non è una persona che si sezzi di passiva si casta questo episodio e appunto no è uno che si tutto e intervenne di immensa in Samagno dessa storia del Lost difatti si Lost è una di queste serie che antidenti uso vita transmediali dessa transmedia storytelling che sta che commenti sta narrazione su conto sigidi in altras formas e in altros formaus mentre voi dessi su un film, un fumetto, un romanzo, uno gioco di società o un videogioco Lost ni deni medas di queste estensioni sinantaici e su binge watching può tornare a sa pregunta cosa tua po' meno esti profettoso poi no di cose si la nareuso sa storia su conto sa serie dos auruso de da castiai sei una slow watcher sei una castiadora lenta ma su vince
ci posso pensare a tregare mesi a castiare una serie, non so, Via. poi magari mi sono iniziata nessi stadi, che tenia più tempo su, appunto si può iniziare a fare altre cose, e passano 3 mesi, e poi ponete in una serie in stand-by, che dopo dovrei castiare, ma dopo lasciate in agosto, stanno passando. Se mi dato un pago a sa maniera di leggere sul libro, se per me, quando tu abbranchi su un libro per lo leggere, sul libro si tiene 300 pagine, sa, prima di che l'accabare che ne cola del tempo, si tiene altre cose, le vaghe pure, non è che sei sempre con un libro in mano, so. No, certo. Ti faccio un esempio, quando sono colato a letto, non l'avevo mai letto, questo è un libro classico, magari però io non l'avevo mai letto, questo è un libro di 500 pagine, il Conte di Montecristo, ma so, barravo batto mese, pur forse, si che era di Ziriu, che era pesao, poi tabizza spuru chi è un librone, diventa uno dei suoi libri preferiti ormai, e non pensavo che fu uno di quei due libri scritto tutti una lettera, invece non vale da nulla, invece se mi sono di più callare che è un bello libro, però che era su tempo spuru, e torniamo sempre a suo conto, poi sono andato a cercare chi è in uveste cost'isola, Montecristo, esiste davvero, non esiste, e te vu savranza de cusos annos, e te vu in esas presones e savranza de cusos annos, ma per studiare esas cosas. Se uno abbranca non libro gai, se lo legge in 2 diesi, no, prima non resessi di po'. Beh, non ci da fare in due leggi il Conte di Montecristo, ma manco Ulisse di James Joyce, Guerra e Pace, punti libri che tenta bisogno di tempo, può essere legge, poi pensa sa scrittura, è tostata, no? È una scrittura scorrevole, come dire in italiano, che tu leggi come ti può essere un romanzo di Elena Ferrante, o non uscì chi di un altro Gianrico Carofiglio o Pier Giorgio Pulici, che è uno scrittore sardo che va di gialli, scrivi bene me, però punti il libro su Pracilisi, su e si spiaggia di Lolleghe. Ogni luogo, manca pensa quando sei viaggiando. Il Conte di Montecristo è un libro che ha bisogno del suo tempo, del suo luogo su, di essere concentrato, di essere attento, di essere scido. È una lettura che... Ascolta, ma questa cosa del binge watching a tu non ti aggrada, a me neppure non mi aggrada, ma te non narra su binge watching dell'industria che produce serie, ma pensare sul pubblico, cioè a Savine tu a essere arrivare a qualche conclusione, no? Però i teschi la gente fa anche questo binge watching. Per me sa gente che sta da su binge watching tendi di a respostas a ragioni che punti dell'ambito della produzione, della distribuzione di serie, dunque della libertà che dessa fruizione, naroso, ma penso dell'ambito psicologico. Iniziando si pensa su una materia di studio po psicologo, po gente che vai di capisci come funziona su cervello dessa persona. Devo dire annoso si poneva a castiare serie ai cimeda e ta cambia da una persona all'altra su fatto de castiamo serie con una certa nareuso Tabozzunai, scansione, frequenza, ta cambia da persona a persona, nel suo cervello proprio. E poi di essi che mancai uno tendi più piacere a si medesimare proprio in questa serie, mes protagonista, mes personaggio, mes logos dessa serie, mes universo narrativo, proprio su nai, e mancai dei difficoltà di bessiri de questa cosa, poi tendi mancai proprio difficoltà a sa relatare con sa realidad, iniziando su gusto di entrare in un mondo che è the fiction, che è inventato, a queste persone si diano da proprio tranquillità. Tu fai intendi più calmo, più sincero, non uscivo. Questo può essere un motivo del suo castiare serie, però chiaramente c'è tutto sabatti de piattaforme, dei produttori, dei distributori, delle serie televisive che oggi fai bessiri series alzando su oggi uno pubblico che sia da fielli, che sia da sempre in cui
a seguir series iniziando su chi paghi abbonamento su piattaformas che siano sempre prontos a di castiai atras iniziando su cesti questa si crea da questo accappio questa relata de fidelizzazione tu sei uno consumidore, uno che consuma da series, non sei scetti uno che casti, poi ti consumas, poi ti compras abbonamento a sta piattaforma, poi ti posti di compras su merchandising di questa serie, poi ti mancai di compras su cofanetto, poi di nai, chi sei uno fan di questo attivo su che ogni proprio come ti fai una rendita su disco, che ogni sa cosa, soggetto, materiali. E iniziando tu in Spagna, poi ti comparsi si informazioni, si ciccas informazioni, si sei attivo come ente pubblico, poi andas a ciccare cose da Spagna messa rezzas e sei uno che esti facendo pubblicità di essere televisiva. Questo è in area uno circolo virtuoso che mantiene di attivo è sempre in movimento questo mondo dessa serialità di chi tu che stai in Netflix ci vontano un montone di serie televisive che te si vuoi proprio accicare i series ma de donne avati de suo mondo a volte se mi pongio manca a ciccare una serie vo titolo e di best di series che manco pensavo che ci vianta manca series coreanas o series ci di funti mezza turcas series in Netflix ci di funti sudamericanas e non scetti dessa parte de Narcos o capita questa El Chapo. sì insomma chi tu andas in Netflix a frucugliai da gatta Netflix può fare un esempio di una piattaforma popolare in meda che tutti su conoscenti però pure in Now che è Sky o in Disney Plus o in Apple TV ci ne funti proprio scanto e questa cosa veramente è stica tu chi sei un appassionato chi sei un amantioso delle serie ti sta da pivare tutti gli abbonamenti a tutte queste piattaforme e non ti bessi bruso poi ti spendi un fracco di nai tempo su poche series e chiaramente per di gastias per no ma poi c'è sti gusta no ci desto tanta bella merda ma mi devo che lavoro gusta ma poi è una specie a Brent, una specie imbriaghera poi a Savina, che hanno che stiamo 40, 90 mezza serie non t'ammentar manco più poi ripeto cosa a Santica mancare mangrada da ande castiare pagas è bella sa cagai mi lasciano qualche cosa però te ponere sono libri pure per gente gai per gente chi legge de binada ho letto 40 libri giocando buono pro di vazza dai ti deve ponere su chi resesso a leggere su prospago un libro leggo medas ma non arrivo a leggere 40 libri in un anno magari pure libri che sono più guerrosi chi vuole più tempo su schiamo su momento vado innanzi ma vinza sca mi lo cherzo godire, lo cherzo tenere in mano, si fatto, quando sono andato su logo, quando posso essere su autobus, o posso essere su treno, perché tu cose cappiate a questo consumismo troppo, le troppo cose, che teniamo troppo cose a disponimento, che siamo entrati magari in un'altra questione, come va, poi un'altra puntata, questa del consumismo, la torniamo a toccare in un'altra puntata. Ma sì, binge watching Alessandro chi posso aggiungere una cosa questa dipendenza che crea che può integrare vinces a uno craving e stanno è uno disagio umano che è proprio una dipendenza non ti posso fare a manco da stiamo a serie però ma manca da epoca stia basso spedio no su disagio umano irrefrenabile e a posti de sisulai esatto da barra in domo che in relata sociali e scetti vivendi con su schermo poi te scetti su televisione su computer su telefono su tablet no si serie da spoderoso castiai a un di voleuso no e a posti c'è su post binge blues che è questa tristura che di bene di quando la serie accabata no e come ti fa insomma e sta accabata a Fleabag me succede e sta accabata a Fleabag voi come intendi a sopa ti arrisi no ma io sono ricordato che devo pure mi scapitavo
Ma devo pure, tornamos a narrar, Sopranos l'abbidu mesu mundu, su finale de Sopranos commente acabada proprio est traumaticu, ma proprio che non succede nulla, poi sos chi non l'han castiato, poi non so spoilerando nulla, sapendo non so contando nulla, però questo finale goi sa gente a barra da pozzonare, tanto non è un podcast a barra de merda, che se sirbettande chi capita noi scoite e metà gente non solo attento post binge blues, Binge watching blues. post binge watching blues, ma pure de narrare, ma cazzo, ma leato in giro, no? Però pure poi accabava da ischiavamo tutti che fu l'ultima puntata e dunque siamo no, accabba goi. Quindi non solo sono depresso che sta accabando, non torna a bie prusu, sono personaggi che fu diventare de famiglia, Savine, magari essere gente come tapponata sa più categoria, ma in prusu cioè non mi si scontando nulla, non tancata, non veste una serrata, in questa serie. E questo è come un finale aperto, no? Poita mancai tui no podi essere a volte se ci funti series che serrant in una casi che accabant in una maniera leggia da onta che naras boh, moi accabada esti custa serie, non scidente commenta ad accabai, poi esti facile accabbai una serie, no esti facili, e commentannau tui mancai in The Sopranos, l'ultima puntata non succedenti grandus cosas, però ti lassat custu sensu de ma e moi? Ma moi sos orfano de Tony Soprano e de tutta custa gente mava che Ma ita adesso in mezzo poi pure no, ita adesso giusto come acaba Lost pure, aggiungo pure Lost a sta lista delle serie che ha badiau che a beru vuo ma catavo a bortas a cioè setiu goi pensando a una teoria de Lost poi vuo minore tenio 20 anni che non stessia però magari vuoi università ascoltando le lezioni su professore e non ponio in mente a suo professore non seguio che vuo pensare a una teoria chi John Locke poi adesso su babbo de uno cioè rincoglioniu di questa cosa però poi su finale de Lost bella serie, una storica mancari, Kervezza come però storicamente a barra di una serie importante, però poi commenta la serra in cui pure ma voi tenta posto troppa pezza in su voco da tornare, no? Diventa maniata e cimmeda che manco questo diventa proprio commento da cabana, è impossibile. Mi pare che via in Netflix, diventa posta in Netflix, non so chi c'è sta ancora con tanti bocata, però via possibile da tornare a stia in Netflix. Ho avuto 7 stagioni dell'Host. Ses. 6, 21. Mi dà po' castiata che alcune dessa prima stagione, però mi sono abbizzato che Kervezza, che scuola 20 anni, sparegai cosa me dà. E beccia. Che io sua serie invece, che secondo me è recordata perché du Lost, commente atmosfera, commente logo su finza sa storia, esti The Lord of the Flies, Il Signore delle Mosche, picata da San romanzo di William Golding, che si fa appunto 4 episodi in una proprio vitica dedda, una miniserie, però contata dal suo punto di vista dei spiccioccheddus che funti in questa isola remota, deserta, e non si serio, esti precipitao, e insomma spippiusu viticheddus o preadolescenti, naraus, e depinti garrai sa vita, poi t'avunta sosu. Esti uno vago tipo Lost questa serie, isola deserta, dove est una bestia che non si scidi che è tua bestia che è su Sant'Ibiu o si funti immaginendi misteroso documenti funti capitato in gunisi dette succedi a aereo pensando su poi di essere un buon consiglio poi schifunti amantioso dell'Host. Ascolta, abbiamo questionato un montone di serie e non abbiamo questionato mancare di film, musica, il disco che due ha straballato pure un anno su traballo due, sa che ricadu ha studiato i film per questa serie, forse sì. E non abbiamo questionato de ambitus ard un anno, adesso pure che siamo due castiadores che castiamo mescamente roba americana, o castiamo su mancare questa serie italiana, che prima di cominciare a registrare abbiamo questionato De Boris e De Figlio del Secolo come serie che non aggradano però Sardin mancare non tenne
un mercato, ma proprio non te ne serie televisive sardas a chi su resessitas a si imponere, a diventare, ma proprio non binda da manco un buona se ne malasa, mi pare, e poi manca sa correzze tue, però un cinema sardo lo tenimus, infatti andiamo su questione vinta in altre spuntadas, e ti queria preguntare, ma non la classica panoramica storica che abbiamo fatto a Terra Rossa che l'ha provata con Torre Cubed in una terra puntata, quindi colamos a qualcosa magari più specifica, che mi è capitato da epoca de Castiano un film che si nada Le città di pianura. Non schio nulla di questo film, non dico manco poi te la può castiare, mi è capitato, me la posto in un manzano e sono a barra spantavo. No, barra vero spantavo, non mi aspettavo un film bello gai. Adesso pure che adesso cinema italiano e su da mezzo 20 non si ribetta a nulla. Questo è un cinema che sa bene, mi pare chi te ne paga e narrare. Però pensavo di preguntare se in Sardegna a Bisuduo tenimus un film commenti a su chi tiene novidades, chi tiene ideas, chi tiene vinzas colores, vinzas una tecnologia un po' meno interessante. Cioè, questo è un film originale, Gai, in Sardegna. Certo che ci funti, due funti me da film, sì. Certo, Le città di pianura, che sti su film che moi esti candidato a Davide Donatello di Denti, ho preso candidatura a issu de La Grazia del Sorrentino, questo di fatto discuti me. Eia, 16 candidaturas, 16 nomination contro i 14 della Grazia del Sorrentino, e i due attori della città di pianura che funti Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla funti tutti e due nominati ai Davide Donatello. Questa è una nuova interessante che io da si studia a livello non scetti cinematografico, ma Politico. Politico, vuoi dire, sì, certo, finza sa politico. Non so che esibio La Grazia del Sorrentino, che è un film bello, fatto bene. No, non l'ho visto. E ti do consiglio, da non mi avete tantas nomination po' Le città di pianura, che è un film piticco però sincero, onesto, fatto bene, delicato. Lento. Lento pure, questo è un film lento. Un film lento, però lento che ti fai di piacere tu castiai, che non da roscidi, sa l'intesa di questo film. Poi ti divota proprio in questo mondo. In questo mondo con questi due amici corali, che appunto Carlo Bianchi, Romano e Sato, che non mi ricordo come si narra, che avanti questo viaggio. Questa specie di discesa agli inferi, però non drammatica. Poi ti appunti una specie di Dante e Virgilio che si portano in macchina a girare, a girottare, poi appunto i Vindas, le città di pianura, su Veneto, Cicchendi, de buffai s'ultima, si buffai sa staffa. Sì, aici. E de commenti appunto conoscinti altra gente, piccioccheddu, su picciocas, e si portano in giro quest'altro picciocco, che stiamo studenti. Bravo meda, io poi torrai a studiare domo, però io su dovuto a sighi a buffare. A me piace, poi il Veneto su, una briga di amici su Veneto sono de piace. Poi torna da piegare i stereotipi su Veneto, imbriagoni, sempre proprio cose. Che è questo effetto che si va ai film fatto in Sardegna, che si va in tipicamente isola nareusu atavica, stesiata de su tempus, isola de Brevesi, Pastorisi, manco male se non ci conti pro banditus, insomma manco questo. Banditus, s'ultimo mi pare di quei banditus vi stettio Bandidos e Balentes, de Fabio Mulas. Tu conosci? No, non l'ho visto. Agradado este, mi pare che non ti sta agradando. Bandidos e Balentes, il codice non scritto su film. Sono film non me lo usese pubblicizzando in me, dai. Già, No, ascolta, sono film di Fabio Manuel Mulas che è de Bandidos e Balentes, appunto. Non c'è una storia intricata a me a Pavas. Però film si che contano a Sardegna de oi, cini funti medas. Poi Salvatore Mereu ha fatto Bellas Mariposas, che è un film che conta da Sadì de queste due piccioccheddas de Casteddu, Sadì de Augusto, de si stadi, è un film che
pragiu meda sa gente, nascetti in Casteddu, s'andau in festival de tutto su mondo, di bintu premius. Est unu film importanti po su cinema in Sardegna, chi pragiada non pragiada, però est unu film de importu. Bellas Mariposas, a Sandira, de su propriu mereu, Te la vedo. questo pure sono film de importu, picau de Angioni, de sa romanza Sandira, ca si conta da de commenti custu disterrau sadru Mario Saru, o di torre de sa Germania con sa mulleri sua, che esti tedesca, po averri un agriturismo. Sandu avinti furriai custu quili in un agriturismo, sandu su un'attività profettosa pos turistas. Custu puru poniti in giogu, nareusu, dinamicas familiaris e de custa brigas, de custu cettus intergenerazionali, poita su babbu no di bendi, no di fai su nareusu su pastori poi turistas, ma di fai su pastori poita issu ci creis su traballu cosa sua. Gavino Ledda è s'attore, vero? Gavino Ledda è s'attore che fai di Costantino Saru e io creo che dove proprio insertau su s'arrolu su. Esti proprio s'attori con questa facci, con su espressata che esti sa sua. L'Agnello de Mario Piredda, un altro film de importo, poita si conta da sa Sardegna de oi in uno territorio che esti in soffrimento, che esti su territorio nareusu de Sogliastra, con basi militari, servitu militari, sanno dove punti tutto tema sa capiauso a sa presenza dei basi in questo territorio, sa Movadia, dunque s'incidenza de tumores, de spopolamento, de commenti appunto questa vita sa punti proprio buidas, già buidas, de sa varta de traballo, de sa crisi che viveusu in questa disi, insomma, questo è un film proprio bello e d'attualità, bello meda su pure da viaggiamo festival, di bintu premius, una rastassi che sa protagonista e suonatore brava, via da esordiente, via da suo primo film che vedere. E Anna de Marco Amenta, che è un film fatto da un nosadro, poeta Marco Amenta è siciliano, però da di fatto in Sardegna a partire da questa storia di Ovidio Marras. Te la vedo, mi sta agradando me da pure. Anna è un film bello me sta meda. barrau insisto come podemos narrare po una scantardie, so barrau pensando in Milo, so barrau pensando a essas immagini, so barrau pensando a isso. No. Ja, tutto su conto, este curso su bello pesso di un film, no? Quando ta barra in intro, ti l'intendese in intro per una scantardiese, o vinza sprurde una scantardiese a bordo, ti lascia qualche cosa. Su conto di Ovidio Marras lo conosciamo a Savine, no? Non è chi tenia bisogno di su film, poi schire e te le scapitavo a Ovidio Marras, però ta mostra da una parte del suo conto che magari non conosci a scasarte su esta Savine, no? Per finza un altro film che questiona del suo conto di Ovidio Marras, ma non lo nominamus, non de questionamus, che non teniamo né tempo e né gana di questionare. Però grazie per questo titolo che ha scussizzato, che a Savine su podcast ha mentovato un montone di libri pure, e poi a Savine lo sponsor tutti in descrizione, però vince a sostituire dei suoi film o dei suoi podcast, non scherzi scussizzare, magari poi sul podcast tuo che ha fatto Seriedda, giustamente sponsor su pure in descrizione, però sul film pure esattamente poi se uno ha da piagare di se lo scriccare, di se lo scastiare, lo può cliccare, serve pure procurso su podcast, provare pure divulgazione di queste cose, provare a conoscere. Infatti sì, questo podcast è di importo, è bello meda poita fueda delle cose de noi, di attualità, di che si sia da punto di vista, di che si sia da disciplina o nareusu area di interesse scientifico, insomma, è proprio bello poita ponete impari cose che appunto succedendo, capitando in noi. Grazie. Ascolta, ma abbiamo questionato, vabbè, dell'America, a me non pago dell'Italia, di Sardegna, come di cinema sardo, infatti si è fatto una bella panoramica pure in cui dei film nuovi, però abbiamo che tengono un'importanza e sono da mezzi pintiseschi, uno si deve pecastiare. Rimaniamo magari un pago più ammirata pro narrare calateros paesi orveste chi
tenen una produzione de series chi a tue faghiamo finta che in America non esisti di cui si può zonare, no? Non beste Soprano, non beste Twin Peaks, non beste Breaking Bad, non beste Lost, immaginiamo chi in America non fa che pro series televisive, quali sono i paesi a bisogno che tenen un mercato interessante di serie, e devo dire, un po' esperienza a me, ma poi sul traballo che faccio, ma poi castiare i anni, non solo serie, ma a volte proprio soap opera, sirianas, arabas, a po' subiu soap operas sirianas e arabas a po' motivo dei studi, di Kirka e Gai, e tenono un mercato, man mano a vero, manco non lo immaginiamo, un mercato enorme di serie che escono cada anno e che non brincano a laccana, non tenen il doppiaggio, non tenen il sottotitolo a bordo, quindi se noi schisarbo non la può scastiare, che nemmeno si pone dalle pone sottotitolo, che non tenen un mercato in fuori di questo paese, però tenen un mercato umano. Giustamente io penso che adesso è diventato che in cada paese pago per usare manco un mercato di serie o di telefilm come TV minande beste, ma che l'este produce un paese che invece stende in un mercato che vinza uno in Sardegna si può castiare e accatta sottotitolo se tiene qualche cosa di interessante da narrare. Castia, cicchendi me series de plataformas abruso nareus internazionali, ma vinzas in sa piattaforma in Rai Play, dove vunti series interessanti, che non vunti series americanas. In Rai Play ci ne vunti medas italianas, sicuramente, però ci ne vunti pure che non vunti americanas. C'è Steve Online Normal People, che è una bella serie irlandesa, pigata sul libro Normal People di Sally Rooney, che è irlandese, e questa serie si vota proprio a intro dei vidas de cittadi irlandesi a seguire i vidas di questi due spicciocchi che vonti prima compagni de scuola, poi si diventa amici, si vanti vinzasa di bessinti fastigendi, però è interessanti, poi si conta da due persone normali, come ti narra su titolo, Normal People. Un'altra serie irlandese è Botkin, che è in Netflix, è interessante, una specie di giallo thriller a capire questo sempre in una bidicetta spedia d'Irlanda, mi pare che ci punti motto su da pinti scopere, c'è uno che fa di podcast, appunto, che è americano, che anda bene in Irlanda, poi fai questa cicca, pizzo di questa contesto su vaghetto misterioso, su che appunto capitato in questa bidicetta che sti bocchi. Però sicuramente entre esplosi interessanti si ci punti questa coreana, questa Corea del Sud, Squid Game che esistette un caso internazionale, una delle serie broadcastiadas in Netflix de quando è vestita nel 2021, stata la prima stagione, vinse sa de Tresi che sti vestita stanno passato, che a me personalmente dopo che stiamo sa prima e me sta parrata proprio in conca, poi test una serie violenta, meda, è una serie che ti incipica in questa storia che è proprio de castiei in modalità di binge watching, poi tu sei in cui castiei di c'è su cliffhanger e narra no, poi così che a castiei vuole esiscire te capita che succede di chi ne fonti questo, ma chi ne esti su questo, chi ha architettato tutta questa cosa macca mappa de questa stortura che capita in questo logo, in questo gioco da esibita tu Squid Game. Ha povuto già prima, ma da bolottau e non la posichia. Non so a mantiuso de violenza, de horror, de cosa regai. No, a me piace di horror. Commenta pure now The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, vunti in tre pellicettas che ha pubblicato, più bella che ha pubblicato in naso. Però tutto sta prima. Hill House, che si è cattata in Netflix, e sti bella a me. Però questa serie che non è sti horror, è una specie di thriller splatter, po' questa modalità di chi tendi de strutturai su i gioco su chi vi cazzo prima ok, accabato su conto scideo su te succedio e basta. No, seguiti
sì, e devo appunto, miseo, proprio appunto, decido di non castiare l'altra stagione di Squid Game, poi terminare, raga, mi pare che non te ne senti nulla del no, del nai. Però ce ne sono altre serie coreane, se ce ne sono in mezzo, poi piuso, poi ciocchedusu. C'è questo film, questi K-pop Demon Hunters con The Antrix, che si stette su film proprio di animazione, proprio pius e pipiasa, che è proprio rivoluzionato, sa maniera de castiare film di animazione, poi ti fatto su ben meta questo prodotto su proprio piusu. Ha vinto su Oscar come meglio su film di animazione, e questa canzone Golden è una specie di tormentone, non c'è tipo più su ha vinto su Oscar come meglio su canzoni Golden. Insomma, sa Corea del Sud è proprio un paese manno e d'importo posso che per tocca da sta serialità su cinema e sa musica con su K-pop. E poi i grandi nomini del cinema coreano funti Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Lee Chang-dong, Bong Joon-woo che si usa The Parasite. E dunque chiudo questi film e queste serie tornas a gattare in serie mattessi dinamicas sociali inquietante spuro, no? Tanti documenti essere organizzata questa società proprio parcellizzata l'ultimo video di Park Chan-wook poi no other choice poi di adesso una serie si presta da ben me adesso una serie secondo me ma che ne scudo chi che tira da una dente a Sasola chi te ne due scanese da proprio di uno coreano da pago non mi sono intendete nada forse su Mattesi regista di Parasite di Bong Joon-woo però non esti no questo ultimo di Park Chan-wook Another Choice si conta la storia di questo uomo che traballano in questa fabbrica fanti paperi e su esti praticamente uno un ammantioso del suo traballo cosa sua accusa sa fabbrica di papere poi che lo mandano e su che tornare alle aree su Mattesi traballo sì è vero a Sasola si chiama una dente che non può andare sul dentista gli studenti mo mi da remunata in noi regolata in noi è vero poi ti hanno via sta cosa proprio poi ti ci punti in me da cosa sa tutta trocchillato o questo non mi tornata a me da sa però è vero è stessa cosa del suo film se ci poca contenti però poi adesso è una serie poi ta due bisi questo uomini come di tornare a traballare in questa fabbrica e commenti si deve di confrontare con i altri che cercano di entrare devi che il suo traballo e sta cosa finza sa grottesca poi non puoi dire che sono film thriller non sono thriller e i testi coreano film coreano però in cui si sa s'aspetto elemento dessa società finza delle differenze che ci punti tra livello tra classi sociali differenti si intende di meda di come ti vivi di sta gente desta pobrezza desta ricchezza proprio commenti punti stesiata se classi sociali sì questo tu vedi su ben meda poi in Parasite cioè proprio uno conto però non punti su unico su film e serie da cattavo su meta su Netflix serie coreana c'è una che si serie da non siamo più vivi non mi ricordo su titolo in coreano però si fatto in una scuola e spippiu su punti adolescenti e punti zombie ascolta ma è una domanda magari difficile poi se arramuscati capo sequestrare proprio di un'ora come ma casa si pure stracca ma veste un merito artistico in questo coreano regista coreano attore coreano voglio narrare un merito artistico va da essere puro però pro i test che a noi si nos arribano le cose coreane e non nos arribano a di altri paesi casoni scarso si sono altri paesi o che mancare sul mercato non la fa che da arrivare ma pensa che magari veste un motivo politico non dico cosa variante no però minao in cada luogo penso che va per cosa un po' meno chi podemos castiare meritano di essere castiati e che hanno pure qualcosa di interesse di narrare mancare su lenta ripeto pensa sul tempo su questa serie su cinema è importante che si dovrebbe essere film americani
tipo sull'ultimo di DiCaprio, One Battle After Another, è un'altra, due a mezza, no, 300 a mezza, e non comprende nulla, Savine, che ha una velocità estrema, mentre si deve fare un film coreano o iraniano, è proprio lento, va di scena lunga, se non capita, o pare che non capita nulla. Su coreano, secondo appare tu, è resessido a accontentare il pubblico che tiene un gusto americano, ma con cosa nuova, o este artisticamente a vero de valia e bizza innovativo, possiamo narrare i sostempos, la scenografia. Casti, ci punti aspetto differenti, sì, questa pregunta che mi stai facendo, che sti manna, che sti voglio vinza, se non voglio traballosa, nel sentito che io deppi essere studiata meglio su. La lasciamo aperta, dai. No, non dalla sosa Pedri, però è interessante, poi si pone di cioè si pone da pensare, si vota da pensare poi su mercato de serie televisive coreane, su K-drama, antidentio tanta fortuna in Europa. Poi Netflix di in mezzo, pensando su chi tu casti sua serie coreana in Netflix, è possibile che chi ti piace di questo genere, chi ti piace di finza questa lingua, poi ti dato sa casti chiaramente in questa versione originale in coreano. Poi mi piace, intendi sono su questa lingua. Bene commenti, questa lingua si appiccica a savacci di questa persona, commenti vuoi questa lingua e savacci, si è espressata e sa voci. Per me questi fondamentali. Non può essere stesiata su due cose. Se chi da cast una serie coreana doppiata, no, studio sulla televisione. Giusto. Pensando su, poi intendi su dessa lingua, poi intendi, poi commenti vivinti, poi conosci un'altra cultura. Come ti pensano in un'altra cultura, e questa cosa secondo me si potendo non scetti a produzioni sinnose che si punta maniendo in mercato di serie televisive e in piattaforme come Netflix, Disney Plus, che punti chiaramente più potenti in questo sentito, poi talenti mezza produzioni coreane e con generi che punti intresprusu nareusu stimato del suo pubblico su thriller, su crime, ma vince questa commedia, poi si funti vince questa commedia romantica, come poi c'è una coreana che si serie da un raggio di sole al giorno, mi pare di di questa infermiera che traballa in questa sul reparto di psichiatria di un ospedale di Seul. E pensando su non vuol scetti thriller, horror o accappiate a tematiche sociali, ma punti pure mancai a regionendi a pizzus de problemi di salute mentali, come te può essere giusta. O appunto può attrae un pubblico giovane, che ci di punti in mezzo. Io sono The Huntrix, the K-pop Demon Hunters, ma ci di punti altra savuro. Poi i giovani su punti che castianta pro series e che comprano apposti i prodotti si gadget su merchandising di series che si scarriano a mancare canzoni eccetera eccetera. Tutto questo alimenta da tutta un'altra su andala de prodotto. E poi ci punti chiaramente c'è manca un impatto a pizzo del suo turismo. Mancai questa cosa esti facendo crescere si entusiasmo, si interesse di questa gente a visitare sa Corea. Intanto dopo che mi piace di me sul cinema coreano, sa letteratura coreana. Si è ricordato che una coreana del suo del vinto il suo premio Nobel magari che hanno sappusti sì. Anche ha vinto il suo premio Nobel nel 2024 iniziando su questo puro fai di cresci si interessa possa Corea e resessi da mancare la Corea a diventare una moda non è facile certo è una moda che mancai via da succedere già su Giappone quando un oso castigliato su castigliato su anime anni 80 90 ci viene di anime nella televisione e poi i coreani su che coppiano questo stile del su manga del su anime sesti
facendo proprio forti. Però sono originale spuro, questo lo deve pennare, sono resessi da diventare una moda, sono una potenza culturale, potremmo andare sul Giappone, di sicuro è una potenza culturale su mandigu, sa cultura, e sul libro, su turismo, su film, magari più spago, però è stato una potenza culturale, è Italia pure, si chiarimo è stata una potenza culturale, caso cinema italiano tenendo come? No, ma tenendo una storia sua, che in tu cosa dell'Italia fu in de moda un tempo e in parte che l'Italia campa di questa cosa, la Corea l'Airbnb come queste specie spera e oro di gente che chiede andare in Corea, la musica coreana, i libri coreani, le serie coreane. È un discorso troppo umano, magari voluto toccare tutto, però Grazie, io dedico una puntata a scegliere questa Corea ed non ci sono mai andata, mi ha da piacere me andare in Corea, poi forse si castiano di serie, leggendi e castiano di film, si poi a me sul cinema coreano mi piace troppo, c'è tipo gusto io andai a pruso, io penso che sia proprio una cultura troppo deciso, troppo stravanata e toga. E già leggendo che c'è su National Geographic un articolo dei commenti appunto sa serialità di su cinema e sti influenzando su turismo in Corea pensando su una cosa proprio un fenomeno globale questo. No, ma pronare che va a paesi chi magari tenen meritos artísticos, però non resessin a si imponere come potenza culturale. No. Pur penso che la politica tenza un ruolo, ego, tinao, conosco i paesi arabos e penso, po' meno, che i paesi arabos come non sono attretti a tenere un impatto che ha in mano, né come cinema, né come serie, come letteratura, vorzi, sì, ma che va a te los problemas, pure va bene che tu cose, però meritos artistici che in mano non che ne tenene. L'Iran, po' meno, sul cinema iraniano, tiene meritos artistici ormai, tiene este proprio attretto di diventare una potenza, este già è una potenza politica, ma attretto di diventare una potenza culturale, però noi siamo viene proprio in questa radice che e tu stiamo registrando questa puntata e te scappitando e che da me da Savine che la Repubblica Islamica tiene 50 anni, è da 50 anni che è in guerra con l'America, in guerra con Israele, quindi giustamente per puro cussu de contare che mancare un paese usor merito lo stenere, ma potremmo contare invece a Russia in questo, non è provare né apologia né per difendere né sono russo né sono iraniano, però la politica pure tenere un ruolo in tutto questo, mancare un paese usor merito artistico lo stenere, però non resesse da essere a campo, non resesse da si imponere come si imposto sul Giappone un tempo, su che politicamente non nos arrivano a queste cose, non solo non nos arrivano, ma nos arriva da un'immagine di questo paese, paesi dove non vanno nulla e dove non si invece se uno come te a tu e chi ti aggrada sul cinema un altro chi l'aggrada un'altra cosa uno non può andare magari sul cinema ma non può mai vedere un film iraniano non penso è impossibile è un'industria troppo umana che però può diventare pure umana se non vi di tutto questo problema andiamo su della politica internazionale ma non è bel lavoro mentre industria questa iraniana e tanto Miriam ti torno gracias oddio Mariam scusami torniamo a fare che poi chi lo sei Mariam magari stai bene si forma araba di Miriam quindi mi perdonas Miriam e tanto Miriam ti torno gracias per questa bella questionata che ti da ponavo è un argomento che mi aggrada a me pure però non so attretto non tengo il coraggio dell'isterrereo e magari pure per mandronia non tenevo ganas di studiare dell'iscrivere dello vaghereo ti ho provato vagare a tue però mi sono spaziato e teniamo un montone di cose da ponere in descrizione podcast, film, libri, serie cantando a Gai uno shock manne cose vuoi che non ti ascolta su podcast si da pintilliggi un montone di cose dici chissà grazie è stata la volta grazie a tu e a tra volta si intendi luego e io dirò bozzata Antes ascoltato Contanos un podcast che pertocca cale sia questione di interesse in sa descrizione di questa puntata accattate a capios e ligamenes
pro conoscer menzus questa questione e finza sos riferimentos a sos libros che ha cosizzato ospite in questa puntata. Questo podcast l'ha fatto Lisandro Columbu con s'azzurro de sos ospites e via. Tenite bosconto e adiosu.